Tragedia ieri sera a Susegana, 84enne sacerdote vicario parrocchiale di Sernaglia della Battaglia, travolto da un'auto mentre attraversa la strada. L'anziano sacerdote muore poche ore dopo in ospedale. 48 ore di tregua prima del ritorno del maltempo. Le piogge intense del weekend hanno causato allagamenti nella Marca, in montagna, frane e smottamenti. Picco di marea a 119 cm stamane a Venezia, ieri l'acqua alta si è fermata a 130 in un novembre sempre più da record e in no navi in corteo contro il sindaco della città. Arrestato per spaccio a Padova il fratello di Meriem, la ragazza marocchina di Arzergrande che nel 2015 si arruolò nell'ISIS. Non ce l'ha fatta Sara Mandas, la giovane mamma coraggio di Conegliano che raccontò sui social la sua lotta contro il tumore. Il Comune di Padova, come la Regione Lombardia, dal 1 gennaio 2021 tutte le costruzioni private dovranno essere a impatto ambientale zero o quasi. Una mostra racconta 30 anni di scavi archeologici dell'antica Opitergium, preziosi reperti, tra questi un cavallino in terracotta, giocattolo di un bimbo scomparso quasi 2000 anni fa. Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la cronaca con il tragico incidente di ieri sera a Susegana, a perdere la vita un sacerdote investito da un'auto mentre attraversava la strada. Si è spento all'ospedale di Treviso 2 ore dopo il terribile incidente nel quale era rimasto coinvolto ieri sera a Sant'Anna di Susegana. Profondo cordoglio nella Marca per la morte di Don Dino Milanese, investito da un'auto poco dopo le 19:30 in via Mercatelli davanti alla trattoria Ciao Bei. Il sacerdote stava attraversando la strada quando è sopraggiunta un'auto che, complice probabilmente l'oscurità, l'ha travolto. Subito soccorso, Don Dino è stato trasportato al Cafoncello, dove purtroppo si è spento qualche ora dopo il ricovero. Don Dino Milanese, 84 anni, era attualmente vicario parrocchiale nelle comunità di Sernaglia della Battaglia, Falzè di Piave e Fontigo ed era incaricato diocesano per il collegamento con il CEIS. Ordinato nel 1960 a Vittorio Veneto, Don Dino Milanese era un sacerdote molto amato ed apprezzato per la sua grande sensibilità, umanità e cultura. La notizia della sua improvvisa scomparsa è stata accolta con sconcerto e dolore da tutta la comunità diocesana. Torniamo a parlare del maltempo. Oggi finalmente è tornato il sole, ma quello appena trascorso è stato un altro weekend difficile nella nostra regione, pioggia battente in pianura e soprattutto nell'area montana e pedemontana, dove si sono verificati diversi smottamenti, neve in alta quota, ma ci aggiorna Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Buongiorno a voi, splende il sole finalmente in provincia di Belluno, giornata di tregua dopo le piogge torrenziali che hanno contrassegnato il weekend. I terreni gonfi d'acqua sono la causa delle numerose frane disseminate in tutta la provincia. L'ultimo cedimento ieri in Valle Imperina sulla provinciale numero 3 che è stata chiusa per motivi di sicurezza, ma è tutta la viabilità gestita da Veneto Strade ad essere puntellata da problemi legati al dissesto idrogeologico e perciò continuano a restare chiuse al traffico la 48 delle Dolomiti tra Caprile e Selva di Cadore per la frana Ponte Vauz, la provinciale numero 1 a Segusino per l'allagamento dell'omonima galleria della Madonna del Piave, la provinciale 5 di Lamosano in località Bongaio fino a Schiucaz, la provinciale 20 dalla galleria Marzeluc all'Aiva, la panoramica del Comelico fra Costalta e San Pietro di Cadore e poi i passi dolomitici a partire dal passo Fedaia che ieri è stato interrotto da una slavina. Per la circolazione ricordiamo che sono obbligatori gomme da neve e catene al seguito e che moto e motorini possono circolare sulla rete viaria solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. È tutto. Ecco, questa è la situazione in montagna, ma si sono verificati problemi anche in pianura, nel Trevigiano in particolare, nella zona del Coneglianese e dell'Opitergino Mottense, con allagamenti, sottopassi e gallerie chiuse. Sentiamo. Piogge intense, scrosci notturni impressionanti e tutto su un terreno già fradicio d'acqua. Nella notte tra sabato e domenica Marca Trevigiana ancora una volta messa alla prova dal maltempo che ha causato i disagi maggiori nel comprensorio tra Conegliano e Oderzo, con allagamenti di strade, campi e scantinati
Sottopassi inagibili, addirittura il Negrisia che è tracimato a Ponte di Piave. L'acqua ha invaso campi e raggiunto abitazioni nella zona di Roncadelle. Allagamenti anche a Breda di Piave e Cimadolmo, dove il comune ha aperto il COC, il centro operativo comunale. Allagamenti dalla mezzanotte in via Brigata Marche a Conegliano, quindi un'autorimessa da 13 posti in via Madre Teresa di Calcutta a Oderzo e un'altra da 8 posti in via Bosco Comun. Sott'acqua anche un sottopasso a Faè, dove è stata recuperata dai pompieri un'auto. Ma l'emergenza più importante è stata sul Negrisia, dove dalle 3 del mattino si è dovuta affrontare la tracimazione del fiume. Acqua che ha invaso campi e strade anche a Breda, in via Code e via Piave. Una situazione causata innanzitutto dalle continue precipitazioni che hanno innalzato il livello delle falde e impedito all'acqua di defluire, e questo soprattutto nei centri a ridosso di importanti corsi d'acqua dal Piave al Monticano fino al punto al Negrisia. Ma cittadini e sindaci puntano il dito anche contro le mancate manutenzioni. Ora il cielo concederà 2 giorni di tregua, ma già da mercoledì ricomincerà a piovere. A Venezia questa mattina picco di marea 119 centimetri, ieri l'acqua alta si è fermata a 1,30 m in un novembre sempre più da record. Intanto ieri no grandi navi in corteo contro il sindaco della città. Buongiorno da Venezia, nuovo picco di marea questa mattina alle 9:45. Secondo quanto riferito dal centro marea del comune di Venezia, il livello ha raggiunto i 111 centimetri in centro storico e 113 in mare. Dunque una situazione tranquilla per i veneziani, soprattutto rispetto a quanto accaduto la scorsa settimana. A Chioggia invece l'acqua alta è salita a 113. È andata meglio invece ieri di come previsto, perché la marea ha raggiunto un massimo di 130 centimetri alle 9:25 a Punta della Salute, invece di 140 come appunto da previsione, e 136 alla diga del Lido San Nicoletto. Una domenica di pioggia comunque e di acqua alta che non ha fermato la manifestazione organizzata dai no grandi navi contro il Mose. In 500 si sono radunati in Campo Santa Margherita e poi hanno raggiunto Campo Santo Stefano per il comizio finale. Il corteo si è aperto con uno striscione in cui si leggeva "Brugnaro dimettiti", accompagnato da altri come con scritto "No Mose" o "Salviamo Venezia", e da decine di bandiere dei no grandi navi. Nei giorni scorsi il comitato aveva definito le dighe mobili grande opera pubblica con grande ritardo, mai collaudata, che più che una certezza, dicevano, è un'incognita concepita per uno scenario ormai superato. Da qui poi il motivo della manifestazione organizzata ieri, che però hanno detto non sarà l'unica, perché ne sono previste altre nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, comunque nelle prossime settimane. Lo annunceranno. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. E nel prossimo servizio il punto sul maltempo in provincia di Vicenza. L'ondata di piena sta passando, ma nelle scorse ore il Bacchiglione ha quasi raggiunto il primo livello di allerta, fermandosi ben al di sotto dei 4,5 metri e con un calo costante e rapido in queste ore. La Protezione Civile del Veneto conferma comunque fino alla serata di lunedì l'allerta arancione per i bacini Agnolo Guà, Astico Posina e Bacchiglione, con la piena in spostamento verso il Padovano. Il bel tempo dovrebbe fare il resto, almeno fino a mercoledì. Una domenica caratterizzata da problemi anche in montagna. A Pornaro, località di Santa Maria di Tretto a Schio, nel pomeriggio alcuni grossi sassi sono caduti, ostruendo per circa 100 metri la provinciale 65. Nessun ferito. A Pornaro sono arrivati i vigili del fuoco che hanno bloccato la strada. Un mese da record questo, se pensate che la quantità di pioggia caduta ha già superato quella registrata nella città di Vicenza nel novembre dell'alluvione del 2010. A Padova ora con la cronaca: è stato arrestato per spaccio il fratello di Meriem, la ragazza marocchina di Arzergrande che nel 2015 si arruolò nell'ISIS. Lo hanno arrestato in pieno centro a Padova, non ha fatto nemmeno in tempo a disfarsi dei 40 grammi di marijuana che aveva in tasca. È accusato di detenzione ai fini di spaccio. Protagonista è Salahdin Reali, 20 anni, fratello di Meriem, la giovane foreign fighters marocchina di Arzergrande scappata in Siria nel 2015 per arruolarsi nell'ISIS. Il ragazzo è incappato nei controlli antidroga della squadra mobile di Padova mentre si aggirava in zona Portello ed è finito ai domiciliari in attesa del processo per direttissima che dovrebbe svolgersi nelle prossime ore.
I poliziotti hanno sequestrato il cellulare del giovane e la droga. Il ragazzo in passato aveva avuto altri guai con la giustizia. La sorella Meriem, secondo fonti giornalistiche, si troverebbe in un campo profughi in Siria insieme ai 2 figli e sarebbe pentita. In Italia il processo per terrorismo internazionale l'ha condannata a 4 anni di carcere. E ancora dal Padovano interviene per sedare una rissa e rimane ferito da un colpo di coltello, tragedia sfiorata in un bar della Guizza. Una rissa ha rischiato di finire nel sangue in un bar del quartiere Guizza a Padova. I carabinieri sono intervenuti per sedare una lite furibonda tra stranieri nel quale un uomo è rimasto ferito. Un 32enne albanese infatti è stato accoltellato mentre cercava di dividere un connazionale che stava litigando con un romeno. L'uomo è stato colpito al torace da un fendente. I carabinieri, allertati dai titolari del bar, sono intervenuti subito insieme ai soccorsi. Il connazionale che ha ferito l'albanese si è dileguato, il 32enne invece è stato ricoverato in ospedale. A Conegliano ora non ce l'ha fatta Sara Mandas, la giovane mamma coraggio che raccontò sui social la lotta contro il tumore. Quando raccontò la scoperta del tumore, di come i suoi 2 bimbi le stessero vicino, commosse tutti Sara Mandas, ma nonostante abbia lottato per un anno con grandissima forza e coraggio contro la malattia, la giovane mamma di Conegliano non ce l'ha fatta, si è spenta sabato lasciando nel dolore il compagno e i 2 figlioletti. Originaria della Sardegna, Sara si era trasferita nella Marca per lavoro e qui si era costruita una nuova vita con la famiglia che amava più di ogni altra cosa. Lo scorso gennaio, la scoperta del tumore, le cure ed il racconto sul web di cosa significhi affrontare una lotta così dura continuando ad essere mamma di 2 figli piccoli, ma anche di come i bimbi con il loro amore siano in grado di sorprendere i grandi. Se tutto ciò servisse a dare forza ad almeno una mamma, sarei magicamente guarita. Il mio animo, soprattutto, scrisse quando la storia venne pubblicata sui giornali come messaggio di forza. Una storia che purtroppo mamma Sara non potrà continuare a raccontare. I funerali verranno celebrati domani mattina alle 10 nella chiesa di San Pio X. E c'è grande apprensione per le sorti di Angelo Dalla Favera, l'80enne scomparso da Quero ormai da una settimana. Nelle prime ore del pomeriggio del 17 novembre la sua auto, una Suzuki Jimmy di colore bianco, è stata rilevata da una telecamera di sorveglianza proprio a Quero. Poi dell'anziano si sono perse le tracce. Al momento l'unica segnalazione ritenuta attendibile lo colloca nella tarda mattinata del 18 novembre a Onigo di Pederobba nel Trevigiano. Chiunque lo abbia visto possa fornire utili informazioni per rintracciarlo è pregato di contattare il comando provinciale dei Carabinieri di Belluno allo 0437 2551 oppure fare riferimento al 112. Continua ora la campagna elettorale, siamo alla pagina politica in vista del referendum del 1° dicembre per la separazione di Mestre e Venezia e tra i temi di polemica c'è anche lo spazio riservato alla propaganda elettorale. Vediamo. Eccolo uno dei nuovi fronti di scontro della campagna elettorale per il referendum del 1° dicembre. I pannelli d'alluminio riservati alla propaganda elettorale sono balzati agli onori della cronaca dopo la battaglia sui drappi appesi a finestre e balconi veneziani. Chi si oppone all'esposizione dei drappi invita a servirsi degli appositi spazi elettorali. Chi i drappi li appende, forte anche di una sentenza della Corte Costituzionale, ribatte che i pannelli a Venezia sono pochissimi. Ma quanti sono allora gli spazi elettorali riservati in questo caso alla propaganda del sì e del no al referendum e dove si trovano? Qui siamo in campo Santa Maria Formosa a Castello. Ci sono 3 pannelli che potrebbero ospitare 6 manifesti per lato. Se però si prosegue attraversando il resto del sestiere, tra i più estesi e popolati di Venezia non se ne trovano altri. Da Santa Maria Formosa fino a Sant'Elena, dove finisce anche Venezia, c'è dunque un solo pannello. Lo stesso capita a San Marco, Campo Sant'Angelo, Santo Stefano, San Bortolo, San Luca. Lo spazio compare in Campo Manin, alle spalle della statua del patriota veneziano. Insomma, i pannelli sono uno per sestiere. In Campo Santa Margherita, ma verso Campo dei Carmini per Dorsoduro. In Campo San Giacomo dell'Orio per Santa Croce, in Campo San Stine per San Polo, a San Marcuola per Cannareggio. Anzi 6+1, il sito del comune segnala che alla Giudecca ce n'è un altro a Saccafisola, Calle del Vaporetto, tra gli alberi.
Restituire Piazza San Marco a Venezia ai veneziani è l'obiettivo di un comitato cittadino che in tal senso ha presentato anche un ricorso al TAR. I veneziani ormai evitano la piazza, cioè ormai sì, vengono per l'Aperol, c'è un concerto, c'è quello, ma i veneziani non vengono più. Piazza San Marco appartiene a Venezia, è ovvio, ma appartiene ancora ai veneziani. Tra i residenti c'è chi pensa di no. Da qualche tempo il luogo più simbolico della città non è più un centro d'incontro tra veneziani come lo era stato da sempre. Per questo è nato il comitato Ritorno di Piazza San Marco alla città, che ha in programma in tal senso una manifestazione il 22 dicembre. Non è dei cittadini Piazza San Marco? Non lo è più, sia perché è perennemente occupata dai turisti, sia perché c'è un divieto a manifestare, a tenere qualunque tipo di iniziativa anche civica, che risale a una direttiva del Ministero degli Interni e a 2 decreti prefettizi che noi riteniamo essere anticostituzionale, e per questo abbiamo fatto ricorso al diniego che è stato posto al nostro preavviso a tenere questa manifestazione civica a San Marco. Il ricorso del comitato è stato presentato al TAR. In attesa del pronunciamento del tribunale si ricorda la piazza di 30 o 40 anni fa. La piazza era stupenda, era la nostra piazza di noi ragazzi. Io mi ricordo che il carnevale era un po' violento a volte perché c'era questa farina, queste uova, quest'acqua che venivano gettati fra noi ragazzi. A volte colpivano anche gente innocente, dei passanti che erano lì, tant'è che si arrivò addirittura a vietare la vendita della farina una settimana prima del carnevale in tutti i negozi. Ma era il carnevale nostro. Per cui a un certo punto, ricordo, era l'epoca di Mario Rigo, ahimè defunto da poco, e noi avevamo il diritto di emettere i nostri impianti stereo, di fare musica tipo discoteca tutto il giorno in Piazza San Marco. Ed ora linea alla regia, noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Padova, dove il Comune dal 1° gennaio del 2021 ha disposto che tutte le costruzioni private debbano essere a impatto ambientale zero, o quasi. Vediamo. O green o niente. Dal 1° gennaio 2021 l'edilizia privata, residenziale e produttiva di Padova dovrà essere a consumo energetico quasi zero. Il Consiglio Comunale è pronto a votare il nuovo regolamento edilizio. Le norme sono state in gran parte condivise anche dai comuni della città metropolitana. Committenti e professionisti dovranno tenere conto, in primis, dell'impatto ambientale delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni. I nuovi edifici non dovranno consumare energia in termini netti, ma essere neutrali dal punto di vista energetico e carbonico, e magari anche diventare produttori di energia. Questo dal punto di vista tecnico è una cosa che si fa già. Tutti i professionisti sono in grado di garantire questo tipo di prestazioni, ma recepirlo nella regolamentazione vuol dire che questa è una cosa importante per l'amministrazione, e questa è la direzione verso cui deve muoversi il settore delle costruzioni per essere competitivo e per dare dei prodotti di qualità alle persone. I sottotetti saranno calcolati come volume. A Padova finora lo erano, ad Albignasego per esempio no, e questo portava a sviluppi disomogenei delle altezze sul territorio. Il materiale delle demolizioni dovrà essere differenziato da subito. Tra le curiosità, i servizi igienici e le scale di uso comune devono sempre avere una finestra. Le recinzioni private non potranno superare certi limiti di altezza. Obbligatoria per avere l'abitabilità di edifici non residenziali nuovi sopra i 500 metri e per i residenziali nuovi con almeno 10 unità l'installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche. Nelle nuove costruzioni dovrà essere garantita la permeabilità del suolo per almeno il 30% del lotto, compresa la sagoma dell'edificio. Il regolamento chiede che a partire dal 2021 tutti gli edifici siano NZEB, cioè a consumo energetico quasi nullo, anticipando non di molto, ma secondo me come segnale in termini significativi, quella che è una normativa di tipo europeo, e quindi estendendo anche al settore privato quella che è una richiesta che l'Europa ha fatto per il committente pubblico. Una mostra racconta 30 anni di scavi archeologici dell'antica Opitergium romana. Vediamo. Tra
i reperti più affascinanti della mostra L'anima delle cose, riti e corredi dalla necropoli romana di Opitergium, spicca un bellissimo cavallino in terracotta dotato di 4 ruote per il traino, appartenuto ad un bambino. Il cavallino giocattolo, ritrovato nella tomba 4 degli scavi di Via Spinei 2013, è un oggetto che parla da solo. Tra l'altro è una tomba nella quale erano sepolti 2 bambini. Il corredo si compone di un tappo di anfora e di un cavallino giocattolo. Sono 2 piccoli giocattoli, 2 bambini che vivevano la città romana di Oderzo. Monili, vasellame, vetri, oggetti personali, molti dei quali inediti, reperti di grande valore che ci parlano a secoli di distanza delle persone a cui sono appartenuti. A Palazzo Foscolo sono esposti 6 secoli di storia, dal I al VI secolo d.C. È una mostra che appunto raccoglie reperti provenienti dagli scavi che a partire dal 1986 fino al 2013 hanno interessato la necropoli di Opitergium e che mette in luce oltre 50 corredi ritrovati all'interno degli scavi archeologici cittadini. Questi oggetti, benché fossero, appartenenti ai corredi, quindi legati al mondo, dei morti, in realtà erano gli oggetti di uso quotidiano delle persone che vivevano l'antica Oderzo. Corredi e materiali di età romana che ci accompagneranno in un affascinante viaggio nella società, nella cultura e nella vita quotidiana degli abitanti di Opitergium. Era questo l'ultimo servizio, tra poco vi lascio a ore 13, si parlerà di Chiesa e religione con Maurizio Ruggero, cattolico tradizionalista, Alberto Gottardo, giornalista, Federico Lauretta, parroco di Santa Giustina in provincia di Padova. Vi ricordo poi l'appuntamento con 20:10, stasera parleremo di animali domestici e della loro cura e poi come ogni lunedì a partire dalle 21:15 torna Ring. Questa sera al centro della trasmissione il referendum del prossimo 1° dicembre per la separazione di Venezia e Mestre. In studio per il sì Gianangelo Bellati e Giorgio Suppiei e per il no Gianfranco Gramola e Silvia Mimmo. In studio anche il nostro giornalista Filippo Fois. La trasmissione naturalmente condotta come sempre da Ferdinando Avarino. Grazie dunque per essere stati con noi. Come sempre un'occhiata al meteo in chiusura di questa edizione del TG. A tutti un buon pomeriggio. Bentrovati al meteo. Pressione in lieve aumento sul nostro territorio. La settimana inizierà dunque all'insegna di un tempo più stabile e anche soleggiato. Vediamo dunque il dettaglio di lunedì 25 novembre. Sul Veneto la situazione migliora decisamente rispetto al weekend che lasciamo alle spalle. Il cielo sarà poco nuvoloso e in serata però scenderà qualche foschia o nebbia sulle pianure. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra 14 e 16 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno, al massimo velato un po' su tutte le province. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, valori massimi oscillanti tra i 14 e i 16 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige dove anche qui sarà soleggiato dappertutto e sarà una giornata in compagnia del bel tempo. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime vedete sui 14 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.